Cari telespettatori della Tenda TV, ben ritrovati. Siamo arrivati tutti noi pellegrini della diocesi di Vittorio Veneto per il Giubileo dei Giovani a Tor Vergata, nel grande spiazzo che ci ospita tutti. Siamo oltre 500.000 di ragazzi arrivati qui a Roma per l'incontro con Papa Leone XIV. Questa sera alle 20:30 trasmetteremo proprio sulla Tenda TV la diretta della veglia con il pontefice e poi domani mattina la messa. E allora Sara, com'è andata questo arrivo? E raccontaci un po' di come adesso stanno trascorrendo il tempo i nostri pellegrini. Eccoci, allora siamo qua, siamo tutti riuniti, ci siamo accampati un po' allo stile di Lisbona della GMG per chi ci segue da là e stiamo facendo un po' di festa in attesa della veglia con il Santo Padre. Alle nostre spalle vedete la grande croce simbolo del Giubileo, sul palco stanno esibendosi un po' di artisti da tutto il mondo che ci intrattengono con la musica, ci tengono compagnia sotto questo caldo che va e viene, qualche nuvoletta ci aiuta un po', ma insomma il caldo si fa sentire, però è bello essere qua tutti insieme, uniti anche nella fatica dell'arrivare a Tor Vergata, del trovare un posto a Tor Vergata, ma soprattutto dell'aspettare fino a questa sera il momento chiave per il quale siamo qua. Allora vi lasciamo a qualche intervista che abbiamo pensato per voi per introdurci a questa sera. Siamo qui con Vanessa da San Menemiano, a cui chiediamo quali aspettative ha per questa serata e per la giornata di domani. Allora, guarda, io ho partecipato anche alla GMG ormai nel 2023, quindi in realtà le aspettative sono molto alte. Spero tanto di vivere bene il momento della veglia, che sono sicura sarà un momento memorabile, e anche gli attimi dopo, che sicuramente ci sarà l'opportunità di conoscere altra gente un po' proveniente da tutto il mondo e quindi fare nuove amicizie. E sono anche molto fiduciosa per la messa di domani, non vedo l'ora di vedere il Papa finalmente dal vivo. Grazie. Eccoci, siamo con Marta della parrocchia di Oderzo, una dei giovani di Vittorio Veneto. Allora Marta, ti chiediamo intanto tu quando sei arrivata al Giubileo e se puoi raccontarci un po' com'è stato arrivare a Tor Vergata, com'è stata la sistemazione sotto il sole in questo grande prato tutti insieme. Ciao, allora io sono arrivata lunedì con il gruppo All In, quindi partendo da Conegliano, insomma, con le 5 corriere che sono arrivate qui a Roma. E allora oggi diciamo che è andata bene, nel senso che dopo una lunga camminata siamo arrivati qui a Tor Vergata con il caldo che ci ha accompagnato tutto il tempo, però insomma ce l'abbiamo fatta, siamo qui, ci siamo sistemati. Abbiamo avuto qualche difficoltà magari nella sistemazione, ma perché ci tenevamo a noi giovani della diocesi a stare tutti insieme. Alla fine abbiamo trovato una soluzione, quindi siamo tutti qui insomma nella stessa area e insieme a tantissimi altri giovani da tutto il mondo. Adesso appunto attendiamo l'appuntamento di stasera con Papa Leone XIV. Nel frattempo ascoltiamo qualche gruppo musicale e qualche testimonianza che ci vengono proposti. Grazie Marta, grazie per la tua testimonianza. A voi. E allora cari telespettatori, grazie per essere stati con noi anche in questa giornata di sabato da Roma per il Giubileo dei Giovani. Ora vi lasciamo alla diretta della veglia di Papa Leone XIV con i giovani qui a Tor Vergata e ricordiamo che il contributo è realizzato in collaborazione tra la Tenda TV, l'Azione e la Pastorale Giovanile Diocesana di Vittorio Veneto.